Ha 400 anni, ma li porta benissimo la comunità di San Giovanni Battista a Semorile, perché la sua esistenza autonoma, iniziata nel 1619 con l'istituzione della parrocchia che si staccò da quella di Zoagli, è la dimostrazione del fatto che le peculiarità di un luogo non vengono meno se si cammina in comunione con chi si ha vicino. Il paese, che vive arroccato sulla collina a picco sul mare, è bellissimo e ha potuto godere in questi ultimi anni di un'accurata riqualificazione. Ma questo non sarebbe nulla se a renderlo vivo non ci fosse la comunità, piccola nei numeri, 60 abitanti, ma grande nella fede. Se andiamo a vedere gli anni 700-800, qui c'erano 400 persone, adesso sono una sessantina. Però la presenza alla messa di circa un terzo, al sabato sera abbiamo un'unica celebrazione, ma non è solo una questione di presenza, è proprio una partecipazione che io sento attiva da parte della gente. Nel 1618, un anno prima dell'anno che ricordiamo, persone del luogo, erano un centinaio, poco più, molto semplici, sono andate a Genova, sono andate a parlare alla Repubblica di Genova, sono andate a parlare al Vescovo e hanno espresso questo desiderio, pur mantenendo il loro legame con Zoagli, essendo qui un po' però in mezzo ai bosco e avendo questa chiesa che era un po' un oratorio, hanno espresso il desiderio di sentire un po' una comunità loro. La parrocchia venne istituita il 28 settembre del 1619 e in occasione del 400° anniversario Monsignor Tanasini ha celebrato l'Eucarestia mettendo in luce il desiderio che spinse gli abitanti del paese a chiederne l'istituzione. Fu una scelta di fede, ha detto il Vescovo, e questo significa oggi chiedersi se questa scelta è ancora al centro dell'essere comunità. Tutti i sabati c'è la messa, veniamo alle 7 a messa, più o meno ci siamo quasi sempre, cerchiamo di portare avanti questa cosa. Proprio una comunità, insomma. Sì, una comunità. È una parrocchia che è sempre stata una famiglia e abbiamo avuto una serie di cose dove tutti intervenivano. Noi non riuscivamo a avere una strada, i semorinesi si sono presi con 80 giornate e hanno fatto la strada partendo da Semorile. Poi a un certo momento mancava l'acqua e allora abbiamo deciso di fare l'acquedotto. L'acquedotto, il che significa che la domenica il parroco in testa si partiva, andava quasi sotto Montallegro, le donne portavano i mattoni e gli uomini portavano la sabbia per fare le vasche e poi è stato montato sempre dai semorinesi, è stato montato tutti i tubi per far arrivare l'acqua. La famiglia.